Siamo con il dottor Ernesto Schievenin, veterinario che esercita a Conegliano. Come mai molte persone stanno dando per scontato che il virus possa essere trasmesso da e per gli animali? È sbagliato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai da settimane ha sottolineato, ribadito che parliamo di piccoli animali, non possono né acquisire la malattia da Covid-19 né trasmettere il virus Covid-19. Gli unici due casi al mondo di cani, uno a Hong Kong, anzi tutti e due a Hong Kong, un cane di piccola taglia e uno di pochi giorni fa, sono soggetti su cui è stato rilevato un test PCR, materiale genetico positivo, però sono pazienti tanto non malati che continuano a non essere malati, ma di proprietari umani malati. Quindi hanno semplicemente trovato una bassa carica infettante per cani di proprietari malati, ma gli animali, cani e gatti non possono né ricevere né trasmettere la malattia. I cani e i gatti sono, ribadisco, una fonte di compagnia, quindi riducono lo stress da isolamento, se vogliamo chiamarlo così. I veterinari sono al servizio di queste persone responsabili, oltre che verso se stessi, altri che verso gli animali, anche per eventuali problemi. Cioè, cerchiamo di fare quella che in umana anche da noi si chiama telemedicina, cioè qualora ci sia un problema sospetto di salute, il medico veterinario curante può essere interpellato telefonicamente attraverso per esempio come facciamo ora via Skype o con le immagini fotografiche piuttosto che con dei video, per cercare di stabilire se quel paziente sta realmente male, se deve essere portato in visita, se è un'urgenza, se è una situazione che si dice non procrastinabile oppure no.